fuggi come se fossi un passero spaventato morto. Qualcuno è qui per te, se guardi bene ce l'hai di fronte. Fugge anche lui per non dover scappare. Se guardi bene ti sto di fronte. Se parli piano ti sento fare. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno dove, perché hai perso le parole. Ma se tu vai via porto i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, quell'uomo infame non t'ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare. Non so nemmeno dove, perché hai perso le parole. Ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Spiegare, ma se tu vai via porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola. Bravissimo, bravissimo Mattia Cernez, che poi vi presenteremo del concorso Nastro d'Argento di Treviso. Questi bravissimi cantanti che a lunedì vengono qui anche per far capire che c'è un mondo giovane bellissimo. Ma vi presento subito gli ospiti. È una serata particolare, una serata che vivremo con delle emozioni fortissime, dove racconteremo la storia, così poco ricordata. Io penso che non sarà il 26 o il 27 gennaio a ricordare la storia. Dovremmo essere noi a ricordarla forse anche tutti i giorni, magari 10 minuti al giorno. Questa storia tragica che ha coinvolto migliaia e migliaia di giovani che sono morti, che hanno lasciato queste donne sole, questi figli da soli, però si sono rimboccati le maniche e questa sera sono qui con noi. Io sono orgogliosa di presentare questa sera la signora Schiavinato Annite. Pensate, 97 anni, vicino a lei la figlia Bertilla Tavella, che questa mattina hanno ricevuto una medaglia nel comune di Zero Branco per ricordare il marito e il papà. Poi ci racconteranno, vedremo anche la medaglia. Mentre alla mia destra abbiamo Antonio e Giorgio Bellan, che dopo 76 anni hanno ritrovato il loro padre morto in guerra, il loro papà. Pensate che emozione devono aver vissuto, ormai rassegnati, chissà dove sarà il nostro babbo, il nostro papà, forse in una fossa comune. E grazie alla figlia, alla nipote,
invece sono riusciti a trovare nel cimitero militare italiano di Amburgo la tomba del loro papà. Allora, io inizierei subito con Annette, che mi avvicino, schiavinato. Annette, cosa vuol dire per te questa medaglia che, se per cortesia puoi aprire e far vedere, la figlia Bertilla l'aiuta, aver ricevuto questa medaglia questa mattina? Non ho parole, proprio, guardi, sono commossa. Cara. E più di così non posso dire. Quanti anni avevi quando tuo marito è andato in guerra? Ma io non ero ancora sposata, Eh. avevo sui 20 anni. E cosa ricordi di quei giorni terribili? Beh, no, allora non si conoscevamo nemmeno, non si conoscevamo neanche, no. Ci abbiamo conosciuto dopo che è venuto a casa dalla guerra. Ma della guerra cosa ricordi, E Annette? della guerra io ricordo di tutto, perché venivano per i cosi a bombardare, a sparare, a fare di tutto. Cosa si può dire? Non si può dire di me. Bertilla, cosa vuol dire per una figlia ricevere questa medaglia, ricordare questo meraviglioso papà, ma soprattutto la storia che deve insegnare, dobbiamo trasmetterla a questi giovani che forse la conoscono poco, ma soprattutto il sacrificio, il dolore di queste famiglie, di queste donne e di queste figlie. Prego, Bertilla. Cioè, il mio papà, i ricordi di mio papà erano sempre ricordi che lui, quando ne parlava, si emozionava tanto, perché ci raccontava, quando noi eravamo bambini, ci raccontava di quello che a lui è successo. Lui piangeva sempre quando ne parlava, ci raccontava di quello che quella volta, quando stava sparando ai tedeschi, che col suo, che quello il suo compagno, quello che erano assieme, che doveva bagnare la mitragliatrice perché altrimenti esplodeva. E poi quando si sono trovati senza più munizioni, uno è scappato e lui si è nascosto dentro un tombino, è stato nascosto per ore e ore a aspettare, l'altro è morto e mio papà invece si è salvato. Sono tutti episodi così che lui raccontava queste cose, e poi quando si è affondato con cioè che la nave è affondata, che lui è riuscito a salvarsi dopo tante ore d'acqua, che lui pregava sempre Sant'Antonio, mi ricordo, lo diceva sempre che pregava aiutami a arrivare, perché vedeva la riva, però non riusciva mai non la raggiungeva mai, era infinita proprio una Senti, cosa. Bertilla, non ti sembra che forse queste medaglie avremmo dovuto darle tanto tempo fa, L'ho pensato. ma alle persone ancora in vita, con la sofferenza che hanno provato, con la distruzione all'interno, perché certi ricordi non si potranno mai cancellare, nonostante anche tu viva poi un certo benessere, però questo ricordo della guerra di tuo papà, che quando la ricordava piangeva, vuol dire che i segni lasciati da questa guerra erano veramente profondi. Adesso mi sposto da Antonio e Giorgio Bellan, un'altra storia bellissima che vedremo. Dopo 76 anni ritrovare questa tomba, però io prima vorrei fare gli auguri ad Antonio Bellan, perché oggi compie 80 anni. Perciò questa sera noi, con tutta la grande famiglia di Rete Veneta, ti facciamo proprio tanti auguri di cuore. È una persona che io conosco da tanti anni, una persona squisita, direi di un'educazione unica e anche di una gentilezza unica, ma qui a Treviso Antonio Bellan è molto conosciuto. Allora Antonio, parto da te. Tanto auguri ancora. Io vi ringrazio di tutti quanti questi auguri e ne sento proprio il bisogno anche in questo momento. Allora Antonio, quando hai trovato la tomba, avete trovato con tuo fratello Giorgio, l'emozione quanto grande è stata rivedere, ormai credevate di non riuscire più a trovare questa tomba? Ma l'abbiamo trovata appunto per la Barbara, mia nipote, figlia di Giorgio, che nell'internet è riuscita col suo modo di fare ad trovare il nome. Ecco, stiamo vedendo le foto, Antonio, guarda, ecco, quando siete arrivati. Pioveva di rotto. Ecco. Pioveva di rotto e ci siamo trovati lì vicino alla tomba. Dopo
aver subito corso e l'abbiamo anche trovata subito, la tomba, Allora, in mezzo a tutte quante. Giovanni Bellan era nato nel 1908 Nell'otto. ed è stata ritrovata la tomba il 22 novembre del 2019, dopo 76 anni, al cimitero militare italiano di Amburgo. Notizia Questo è il nostro comunicata padre. a mamma Rosa il 10-11 del 43, così abbiamo saputo. Sì. Giorgio, passiamo a lei. Cosa vuole dire? Ma voglio dire che è stato un momento particolare, molto emozionante, coinvolgente, misto ovviamente di gioia, felicità e al tempo stesso ovviamente di tristezza per la morte di nostro padre. Morte di nostro padre che dopo tanti anni finalmente l'abbiamo trovato. Per pura coincidenza poi... Ecco Giorgio, guardi le immagini anche lei, che così le commenta. Sì, e siamo stati 5, siamo andati lì, io, mio fratello, mia figlia, mio figlio Ugo che è venuto dalla Spagna apposta, e mia moglie, mamma dei miei figli, la Cristina. Siamo stati lì e abbiamo proprio voluto andare a trovarlo, perché per una strana coincidenza, durante un pranzo di famiglia, così sai, ci si trova, si parla in un ristorante, eccetera. Durante un pranzo di famiglia, per fortuna, mia figlia mangiava proprio di fronte a me. Sentite la storia, com'è nata? Si parlava di parenti, lo zio, il parente, il cugino, la cugina, dove ha avuto figli, sta male, sta bene, tutti parenti eravamo. A un certo momento mio figlio mi fa una domanda, e sempre ricordando che mangiava per fortuna di fronte a me, perché se era 2 posti più indietro, questa storia qua molto probabilmente non sarebbe neanche esatto. vera. E mi fa, ma il nonno come si chiamava? Lei lo sapeva, però mi ha chiesto. Giovanni, data di nascita? E io mi ricordo perché è nato un giorno prima del mio compleanno, 2 giugno, lui è nato il 1° giugno 1908 come mia madre, come nostra madre. E allora prende dalla borsa, prende il telefonino, vede, va su Google, eccetera, ma cosa stai facendo? E dico, Barbara, insomma è riuscita a trovare parecchi Bellan Giovanni, parecchi, una decina, per ognuno con la sua data di nascita. Queste cose qui noi non le sapevamo perché nostra madre, povera donna che si è fatta veramente, ha lavorato moltissimo, tra l'altro si faceva perfino 2 turni di lavoro in una tessitura. Perché aveva voi 2 piccoli da crescere. Esatto, lui aveva 3 anni, io ne avevo 2. Sentite? Le donne di una volta. E si faceva 2 turni di lavoro, 16 ore al giorno per mantenerci, che poi subito dopo, quando avevamo 7-8 anni, ovviamente collegio, orfanotrofio Emiliani e Treviso, dopo Turazza, eccetera. E allora ha cliccato Bellan Giovanni, data di nascita, ed è venuto fuori, mi vengono ancora i brividi. Perché Giorgio, forse la mamma aveva tenuto un po' celato certe... Sicuramente anche, sì, certe cose che poteva raccontare, però ha preferito farvi crescere un po' più sereni, forse. Noi fino a una certa età, fino all'altro ieri, pensavamo che nostro padre fosse, non so, una fossa comune, chi lo sa. Allora pensate che in questo immenso camposanto ci sono 6.000 connazionali. La tomba di Giovanni Bellan è nel riquadro 2, fila F, tomba 9. Allora io questa sera veramente vorrei ricordare tutti questi 6.000 connazionali, ma tutti i nostri connazionali in giro per il mondo, in questi sacrari, in questi cimiteri, perché è giusto ricordarli. Partiamo col primo servizio.
Io ringrazio il nostro regista Fabrizio Bazzoni che è riuscito a trovare questo video che dobbiamo assolutamente riflettere, ci farà riflettere questa sera, ma soprattutto che ci porta in un'altra realtà. Bertilla, ti ho visto molto provata vedendo questo video, ripensando anche al tuo papà, questi campi di concentramento. Cosa vuol dire per te rivivere anche con delle immagini, con dei video, la storia che per fortuna i nostri giovani, diciamo anche così, non hanno conosciuto, ma qualche altro giovane e molti l'hanno invece conosciuta e non ci sono più. Certo che vedere è una cosa che ti dà molto molto male, cioè ti fa molto male dentro. Poi il pensiero che mio papà c'è stato in questi posti, perché c'era, lui è fatto, da quello che ricordo io è stato pochi giorni, non è stato molti giorni, cioè non c'è stato molti giorni a Mauthausen, però era anche là e lui diceva che c'erano montagne di cadaveri, cioè proprio sembrava come delle colline di cadaveri, proprio una cosa. Poi è stato portato in un altro posto che non ricordo dove, però e là ha passato tutto il resto finché diceva che mangiava bucce di patate per sopravvivere, perché altrimenti sarebbe morto di fame, insomma. Però ho fatto l'emozione Sono è grande. immagini toccanti che rifanno rivivere. Sì. Annite, aspetti che mi avvicino, Annite, e tu vedendo queste immagini cosa provi? Non posso dire niente perché con mio marito ne ho passato, piangeva sempre. Insomma, finché dopo un lungo tempo ho cominciato a dargli un tesoro e ho detto, ma finiscila di parlare sempre della guerra, se no non vivi mai bene. E con quello, insomma, dopo si è un po' allontanato, non ha più parlato proprio come Ti ascoltava allora tuo marito, eh? Sì. Sì, ti ascoltava, vero? Ti hai sentito? Cos'era la famiglia una volta? Questa Certo, famiglia certo. unita che si parlava, questo uomo con tanta sofferenza che cercava di far capire, forse anche di spiegare che non è possibile continuare a non parlare di quello che hanno vissuto. Ecco, questo forse Bertilla, questo papà che aveva tanto sofferto, voleva far capire che era una cosa incredibile. Mattia, vedendo queste immagini anche tu, cosa provi? Come giovane, perché tu quanti anni hai, Mattia? Io ho 26 anni. 26 anni. E tu non sei italiano, vivi in Italia, ma la tua origine? Io sono di origine croata. Origine croata. Cosa ti senti di dire come giovane, vedendo queste immagini molto forti e vedendo questi genitori, questi figli molto provati ancora adesso? Allora, queste immagini sono veramente, è un po' disastrose, possiamo dire, fanno male perché anche se per esempio io o tanti altri giovani non ci sono passati, ma comunque uno poi un po' si immagina. E la cosa più forte di tutto questo però è che ci sono ancora persone oggi, come i signori e le signore, che hanno perso qualcuno che amavano tanto e questo sentimento di unione e di resilienza, possiamo anche dire, di Certo. questo che li spinge ad andare avanti e stare uniti nonostante tutto. E questa è la cosa più bella da vedere, insomma. Ma vedere ancora queste guerre, la storia forse non ha insegnato abbastanza? No, la storia non ha insegnato niente, anche se è una buona maestra la storia, perché ci spinge insomma a non commettere sempre gli stessi errori, invece basta aprire i giornali, basta aprire un semplicissimo sito internet e la realtà salta Ma tu fuori. vieni da un paese che di guerra se ne intende e anche amaramente, una guerra terribile che avete vissuto. Cosa puoi dire? Cosa hai di ricordi? Cosa hai studiato? E cosa ti hanno detto in famiglia? Ti ha raccontato qualche familiare qualcosa? La nonna, il nonno? Mia bisnonna, che purtroppo non c'è più, mi raccontava che venivano questi soldati e dicevano i vecchi al macello e i giovani non si può dire. È una parola troppo truce. Mentre nel 93-94, quando sono nato io, mia madre mi raccontava che correvano nel seminterrato oppure sottoterra perché si attivavano le sirene dal centro città che avvertivano di un probabile attacco aereo.
quindi non era semplice, ecco, vivere quel periodo. Mattia, sono molto contenta che hai risposto, perché il mio terrore era che tu dicessi non so niente, non l'ho vissuta. Invece pensate, questi nonni, questi genitori che raccontano la storia ai loro figli, ai loro nipoti, perché la storia deve continuare, si deve sapere nel modo giusto, nella maniera giusta, ma si deve conoscere. Antonio, sentendo Dimmi. anche Mattia che ha raccontato proprio con il cuore quello che i suoi genitori, soprattutto la sua bisnonna, raccontava di questa guerra terribile che anche loro hanno vissuto nei loro paesi, fa capire che forse questi ragazzi sono più sensibili di quello che pensiamo noi. Certo, io me ne ricordo alcuni momenti della guerra, perché avevo 3 anni, 2 e mezzo, 3, mi ricordo quei momenti così. Pippo, per esempio, non so se voi Famigerato sapete, aereo. famigerato aereo, che quando che vedeva le fessure delle case con la luce accesa e quello bombardava. E dopo mi ricordo le bombe che cadevano a grappolo. Pensate. Noi abitavamo in via Olivi e si andava a Leden, praticamente a quell'epoca era campagna. C'era solo campagna. C'era la campagna, si Però andava in campagna. C'era l'aeroporto vicino. E c'era l'aeroporto vicino. E c'era l'aeroporto vicino. E lì Allora, si andava appunto sotto le viti ecco, per nascondersi, per cercare di e proteggersi. si vedeva questi apparecchi che passavano e le bombe che cadevano giù. Allora, guardiamo il prossimo servizio. Questa stupenda giornata di sole. Sì. Quanti un po' commentare, specialmente voi, queste immagini che stiamo vedendo. Giorgio? Che riprende mio figlio, Sta cercando. mio figlio che siamo appena scesi dal taxi. Siete Pertanto entrati in è la questo prima cimitero volta. di Dai, sul Amburgo? cimitero di 40. Ecco. Ecco la Barbara che ha eccola. trovato la tomba. Guardate la nipote che ha trovato la tomba del nonno. Eccola. Il nipote e la nipote ci sono tutti e due, poi li vedremo. Pioveva forte. Pioveva forte, diluviava. Mamma, che emozione. Guardate. Certo, Giorgio, che questi figli sono meravigliosi, eh? Sì. Un complimento proprio, ma veramente un complimento, perché pensate. E poi parliamo male dei ragazzi. Prego, Antonio. No, la Barbara è bravissima col computer. Lei come si è fermato il taxi, è scesa, aveva già le coordinate, campo numero 2, fila F, tomba numero 9, è corsa lì e dopo ha gridato l'ho trovato. E noi pian piano, perché c'era un po' di fango, allora camminavamo un po' piano. Comunque è un campo tenuto come un campo da golf, tenuto benissimo da parte del Ministero della Difesa italiano, penso. Soprattutto tedesco, anche perché la Germania... Giorgio, ecco, secondo lei guarda tombe. Ce n'è Antonio e Giorgio, la domanda la faccio a tutti e due. Se queste sepolture devono rimanere così come sono, cioè i vostri cari li lasciate là, lo lasciate là, vostro È una papà? cosa che valuteremo, perché abbiamo già parlato col Ministero della Difesa e ci hanno detto che non è consigliabile portare i resti in Italia. Però è una cosa che valuteremo con calma tra 1 anno, 2 anni, adesso vediamo insomma come Tu Antonio, sei d'accordo con tuo fratello? Sì, sono d'accordo anch'io, non è che sia una cosa da portare... Comunque ogni anno andremo là. Noi come fosse in Italia, perché io 1 ora e mezza prendi l'aereo, sei lì ad Amburgo, perciò non è che sia Sentiamo tante... anche Bertilla cosa dice. Secondo te, Bertilla, se tu avessi il papà là, lo porteresti qua oppure lo lasceresti là su questo cimitero assieme a questi 6.000 connazionali che ci sono in questo cimitero militare italiano di Amburgo?
non saprei, cioè penso che spostare, togliere cioè togliere il resto di quello che rimane, poverino, ormai dopo tutti questi anni, credo che è meglio che rimangano là tutti assieme come li hanno messi quella volta. Dai, curato e tutto. Viene Sentiamo curato. anche- Ci sono le per cerimonie, me sì. il 2 di novembre c'è la cerimonia, perché se lei ha visto... 4 novembre. Perché se ha visto che c'era il picchetto con la cerimonia e dopo c'è il trombettiere, c'è tutta una serie di Sentiamo cose. anche questa meravigliosa nonna. Se tu avessi il marito là, vorresti portarlo a casa oppure lo lasceresti Penso là? di sì. Vedete? Sapevo io che diceva così. Penso di sì. Vorresti portarlo a casa vicino? Certamente. Avete visto i pensieri come sono diversi tra moglie e figli? È un amore diverso. A parte che adesso avrei tanti anni e ora non lo goderei neanche più. Neanche Non lo nel mio goderei. paese. Sentite le parole, Ci sono i figli. Quanto bene volevi a questo uomo? Ci volevo bene io. Ma era sempre superbo di principio quando i primi anni che è venuto a casa. Poveretto, con quello che aveva sofferto però. Sempre Annina. nervoso, sempre nervoso. sempre Alla nervoso. notte io sbattevo e faceva Mamma mia. disastri. Però con quello che aveva passato, gli era anche da capirlo. È vero, non è una cosa così semplice, Annite. Per chi prova. Però per chi prova, che vive vicino a queste persone, è una tragedia veramente grande. Guardiamo il prossimo video. Ecco, qui siete arrivati, allora spieghiamo questo video che stiamo vedendo. Ecco, siamo in aereo e stiamo arrivando ad Amburgo. Questo è Amburgo, la ferrovia, stazione ferroviaria. Il passato e il presente stiamo vedendo. E qua siamo in un ristorante. Questa è l'entrata dell'hotel dove siamo andati. Si vede il taxi che ci porta al cimitero. Ah, ecco, qua siamo arrivati col taxi al cimitero. Ed ecco qua il cimitero con i 6.000 connazionali che noi questa sera vogliamo ricordarli tutti con questo filmato importante che i fratelli Bellanzi hanno portato questa sera, perché è un filmato veramente che fa rivivere chissà quante persone magari a casa in questo momento stanno sperando oppure dicono là c'è anche... Guarda come pioveva. Diluviava. Il giorno dopo una giornata di sole. Eccole qua. Qua c'è la cerimonia. Perché sarebbe la cerimonia tra l'altro delle forze armate il 4 novembre, però siccome il 4 novembre era lunedì, allora l'hanno anticipata il giorno prima di domenica e là c'era il console che parlava anche il responsabile, il sindaco di Amburgo. Qui stiamo vedendo la foto Del mio papà. Eccolo qua, la foto del papà di Giorgio e Antonio Giovanni. Avete visto che bell'uomo era? Era un uomo veramente... 35 anni aveva. Pensate, se dopo parliamo di guerre giuste o non giuste. Però io a questo punto darei anche un'altra testimonianza molto importante, perché ripeto che oggi è stato il giorno della memoria e questa sera noi vogliamo parlare di queste persone che hanno anche tanti anni e che abbiamo ancora la fortuna di avere tra di noi e iniziamo proprio con una delle massime, ma proprio massime espressioni di crudeltà, di nefandezza che ha passato sulla propria pelle da bambina e poi la frase che ha detto che mi è rimasta proprio nella mente, non scorderò mai più, quando ieri sera ha detto questa nonna è stanca di portare avanti questa nipote piccolina che sono io, non ce la faccio più. Perciò questi ricordi devono essere una cosa terribile per Liliana Segre. Andiamo a vedere. Visto che i sopravvissuti come me
Io sono vecchissima, io sono sempre la più vecchia di tutti nei posti, oggi poi non ne parliamo perché ho 88 anni, quindi sono... veramente vecchissima e ancora in grado di incontrare i miei nipoti ideali una giornata come oggi e altre che seguiranno, perché sono una delle pochissime ancora in vita. Ormai ogni anno qualcuno di noi ci lascia e queste figure non tornano più. Queste figure portano il loro carico di vita e di morte, e quando mi domandano ma cosa succederà, signora, quando tutti voi sarete morti, io purtroppo, pur avendo speso 30 anni della mia vita a parlare di Auschwitz, a raccontare nelle scuole, sono estremamente pessimista e penso che nel giro di pochi anni, dopo la morte dell'ultimo di noi, la Shoah, tra negazionismi, oubli e così come vanno le cose nella vita, la storia della Shoah sarà prima un capitolo, poi un libro di storia, poi una riga, e poi non ci sarà più neanche quella. D'altra parte io ho un debito non solo verso i miei, della mia famiglia, che sono spariti come cenere nel vento di Auschwitz, ma anche per quei 6 milioni che non sono tornati a raccontare, quei 6 milioni uccisi in vari modi, non perché avessero fatto qualcosa, ma per la colpa degli alternati. Bertilla, sono parole molto forti di questa donna che a un certo punto della sua vita, con il passato e con il suo vissuto, ha detto no, io devo raccontare. Ha ricevuto una lettera, ha raccontato bellissima, da un insegnante, perché Liliana Segre dice il tempo cancellerà tutto. Quando non ci saremo più noi, nessuno si ricorderà più di niente. Questo insegnante invece nella lettera le ha scritto: hai già passato il testimone, che siamo noi. Noi porteremo avanti, questo insegnante, questa storia, questi ricordi, perché non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Tu hai figli, Bertilla? Sì. E cosa racconti ai tuoi figli con un papà e un nonno, con un tuo vissuto? Oggi c'è questa medaglia. Ecco, importante, ma forse è arrivata troppo tardi, perché forse era lui che doveva riceverla. Io continuo a dirlo questo, che dobbiamo ricordarci quando sono vivi con il passato che hanno. Cosa vuoi dire, Bertilla? E parlami dei tuoi figli, come vivono quando tu racconti la storia, la tua storia? Beh, io ho 2 figlie e appunto quando parlo del nonno, loro sono molto partecipi perché hanno fatto in tempo di ascoltare il nonno che raccontava certe cose. Perciò anche oggi una era presente perché voleva a tutti i costi essere presente a vedere la consegna della medaglia, cose del genere. Loro si emozionano tanto, difatti sono qua tutte emozionate per sapere cosa diciamo. Loro sono sempre state presenti verso il nonno, ecco. Secondo te, che le vedi queste figlie, le vedi crescere, c'è una sensibilità che forse noi non vediamo ma che loro hanno, e se li accompagni un po' per mano e a sentire, a raccontare la storia, anche a vedere certe immagini, a toccare con mano anche questi campi di concentramento come fanno certi istituti scolastici, è molto importante. Come vedi tu questi giovani che crescono, queste tue figlie che crescono con la storia? È là il problema, perché da quello che ho saputo io, la scuola ne parla, secondo, da quello che ho capito, ne parlano poco, però non lo so se sbaglio, perché dovrebbero parlare molto molto di più, perché mi ricordo quando andavo a scuola io ne parlavano tanto della guerra, di cose del genere, ma mi sembra che adesso, non lo so se sia un
un mio punto di vista, cioè una mia idea, però dovrebbero parlare molto, molto di più di questo, di quello che è successo. Antonio, tu hai figli, hai nipoti e tu come la vedi questa storia, la storia, cioè questi nipoti la conoscono la storia, la raccontate? No, non c'è modo, cioè si può raccontare, ma non è che ti ascoltano con tanta sensibilità. Ormai il tempo, no, non dico ormai, ma però il tempo sta cancellando tante cose. Giorgio? Ma i miei figli sicuramente si interessano un po', voglio dire, però, ripeto, dico, c'è una situazione, oggi come oggi, visto che sono passati diversi anni, sono d'accordo con la signora Valentina, Bertilla, scusi, che bisognerebbe parlarne di più. Sì. Però siamo in certi periodi di difficoltà di lavoro, di difficoltà di vivere, di parecchie difficoltà che si manifestano e queste naturalmente nascondono un po' la storia. I giovani devono guardare un po' veramente molto al futuro e sono concentrati sul futuro. Pertanto il passato è una cosa passata che viene en passant proprio, la sentono, la vivono, la ascoltano, però non è che la immagazzinano nella loro testa e ci pensano ogni giorno. No, hanno altri problemi. Oggi come oggi i problemi sono veramente importanti per i giovani, specialmente quelli che hanno 20-25 anni, poi tra l'altro 30. I miei figli hanno già un lavoro e già il lavoro è impegnativo al massimo. Dunque penso che la storia, purtroppo, specialmente questa storia, verrà dimenticata? Non dico dimenticata, ma sottovalutata. Mattia, ti ritrovi in queste parole che hanno detto questa sera queste persone, oppure tu come giovane vuoi dire altre parole, vuoi aggiungere qualcos'altro? Beh, per quanto riguarda il punto di vista delle scuole è vero, non se ne parla mai abbastanza, perché è una cosa che si deve insegnare soprattutto, si deve insegnare rispetto anche per rispettare questi fatti, che sono fatti osceni, e insegnare rispetto nel senso verso gli altri, per non commettere sempre lo stesso errore, e purtroppo al giorno d'oggi accade spesso, tra i ragazzi scappa sempre. Ma secondo te questi giovani sono sensibili oppure c'è questa parola indifferenza perché non hanno vissuto, non hanno provato, oppure è stato poco raccontato, però se racconti forse qualcosa riusciamo a prendere della loro sensibilità? Secondo me i giovani di oggi sono molto, come diceva il Signore, proiettati verso il futuro. Il fatto è che è tutto troppo veloce, tutto corre troppo veloce. Il lavoro richiede, tutto è frenetico, il lavoro richiede una certa velocità, poi finisci di lavorare, torni a casa, non hai più tempo e sei sempre lì un po' in bilico. Ma quando vi facciamo vedere questi filmati, oppure certi film, voi lo vedete, avete piacere oppure vi annoiate? Questo che io voglio capire, cioè dentro di voi cosa provate? Vedere anche immagini forti, vedere Auschwitz, vedere questi campi di concentramento terribili, vedere queste persone che sono distrutte nel corpo e nella mente? Dal mio punto di vista, come la vivo io la cosa, sì. Per esempio io la guardo con interesse perché una cosa è importante. Gli altri poi... Però tu dici, stai spiegando che forse sottovalutiamo di più quello che voi vorreste magari anche imparare, conoscere, non dipende da voi se siete così indifferenti. Guardiamo il prossimo servizio. La risposta più giusta a quanto accaduto a Capodanno. In quell'occasione un ex parlamentare è stato malmenato da due poderi fascisti. Paolo
Navarro Rodina non sceglie giri di parole. Davanti a una sala consiliare gremita, Cafarsetti lo dice chiaramente. Le celebrazioni del Giorno della Memoria a Venezia, un mese di iniziative in tutto il comune, non potranno essere le stesse dell'anno scorso. Pesano ancora troppo i cori inneggianti al Duce e ai forni crematori scanditi in piazza San Marco a Capodanno da un gruppo di neofascisti che ha poi aggredito davanti alla moglie e al figlio adolescente l'ex parlamentare Arturo Scotto e il giovane che aveva tentato di difenderlo. Sono fatti che accadono sempre più spesso, ma nello stesso tempo la nostra vigilanza, quella delle istituzioni, quelle delle comunità ebraiche e anche delle associazioni che con noi collaborano e monitorano, controllano e cercano di combattere in tutti i modi. A novembre il comune di Schio si è opposto al posizionamento di pietre d'inciampo davanti alle case dove abitavano i deportati del paese morti nei lager nazisti, definendole possibili fonte di odio e di divisioni. Una decisione che aveva suscitato un eco internazionale. Con le 12 che verranno posizionate quest'anno, invece, Venezia raggiunge le 90 pietre d'inciampo, terza città d'Italia dopo Roma e Torino. Non tutti sono morti nei campi di concentramento. Dedichiamo una pietra a Giuseppe Iona, il presidente della comunità ebraica, che il 17 settembre del 1943, per non consegnare le liste ai nazisti, si suicidò, e questo credo sia un riconoscimento per quell'atto eroico che permise a molte persone di salvarsi. È morto nelle camere a gas di Auschwitz ad appena 2 mesi e mezzo invece Leo Mariani, la più giovane vittima veneziana dei campi di sterminio. La sua pietra d'inciampo sarà posizionata accanto a quella della mamma. Il Comune di Venezia sin dall'inizio ha sicuramente deciso con forza di sostenere e diffondere il più possibile queste iniziative. C'è un tavolo di coordinamento con la comunità ebraica, con gli enti, le istituzioni e tutti coloro che da anni qui a Venezia tengono viva nella comunità la memoria. Tra le tantissime iniziative, la cerimonia cittadina si terrà alle 11 del 26 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia. Allora, Giorgio Bellango, lei ha sentito e ha visto queste immagini e ha visto questa profondità di sentimenti. Cosa vuol dire dopo aver visto questo filmato? Cosa vuole aggiungere? Io aggiungo solamente che purtroppo nel nostro cervello c'è la gioia, ci sono tante vene e c'è anche quella dell'odio. E questa qua, finché il nostro cervello ha la venetta dell'odio, purtroppo è destinato ad avere sempre questi problemi. Allora, lei, anche se in euro ha 45 anni, 42, cosa cambia o è cambiato secondo lei nell'essere umano? Una volta eravate più buoni e adesso siamo più cattivi, oppure cosa c'è che non va? Cosa vede in questa società, lei avendo vissuto anche altre realtà in altri anni? Parla con me? Sì. Scusi. Vedo che c'è una superficialità sulle cose, c'è una superficialità e c'è sempre questo scontro tra, oltre alle varie generazioni, ma c'è sempre questo scontro anormale tra persone che vogliono arrivare a determinati traguardi, persone che vogliono difendere. Ma era così anche una loro... volta o è cambiata la società, è diventata più cinica? È sempre stato. Secondo me è sempre stato. Antonio, cosa vuoi dire? Sempre stato. Voglio dire anch'io che la società, sia nel grande o nel piccolo, i stati che si combattono l'uno con l'altro. Vedi anche cosa stiamo passando in questo momento col Medio Oriente. Vedi per tante cose. Praticamente è cambiato poco. È cambiato poco. Allora andiamo anche... Si vorrebbe... Prego, Antonio. Si vorrebbe che magari avessimo un'Europa più unita, ecco. Qualcosa di più unito ci dovrà pure essere. Allora, Annite, e per te, una volta eravamo più buoni, eravate più buoni, adesso siamo diventati più cattive. È tutto l'incontrario con quello che dice ora, Annite. Cioè, secondo te adesso sono più cattivi di una volta? Sì, è più superbi e più tutto io. Eravate più buoni una volta, vi aiutavate di più? Oh, mamma mia, avevamo messa, dottrina, scuola. Adesso non vanno da nessuna parte. Però loro non hanno tanti anni meno di te, però dicono che invece la società è sempre uguale, non è cambiato niente. Perché non vedono, non.
Quello è il discorso. La realtà è diversa. Eravamo più buoni, più poveri ma più buoni. Più buoni e più poveri proprio, certo. C'è un'altra dimensione, signora. Adesso abbiamo un'altra dimensione di vedere le cose. Dice che adesso c'è un'altra dimensione nel vedere le cose. Sì, sì. Non è d'accordo? No, Tony, no. sei d'accordo? Non vede niente da fare. Io oggi non ci credo ai ragazzi, perché non vanno né in chiesa, non vanno nelle dottrine. Come si fa? Una volta si andava tutti i giorni in chiesa, adesso non vanno neanche una volta ogni 8 giorni. Che cristianità è? Noi Forse anche la voce della Che saggezza. mondo è? Noi abbiamo fatto tanto di quel collegio, noi due, che ogni mattina andavamo a messa. Insomma, Ma una volta lei dice No. adesso il problema è che non vanno più a messa, la cristianità. ma c'è la tecnologia avanzata che provocherà disastri. Entro 10 anni le cose saranno completamente tutte cambiate. La Diverse. tecnologia ormai supera tutto, vediamo con il discorso della merce che ti portano a casa, vediamo in tutti i campi. La tecnologia l'altro giorno è hanno progresso. inventato una cosa là nel campo medico che erano anni che studiavano, che è venuto. Pertanto tra 10 anni un problema anche dei giovani di trovare lavoro, quello è un discorso. Pertanto per tornare al discorso di prima di ricordare le cose, si ricordano sì le cose, ma mentre, non so, 40 anni, 50 anni fa, 60 anni fa, le ricordavano quasi quotidianamente quello che è successo, Certo. no? Adesso sì o no, si ricordano oggi, c'è il giorno della memoria, allora si parla. Tanto. Domani non ne parla più nessuno. Infatti io prima ho detto che forse dovremmo Non ne parlarne parla più di nessuno, aspettiamo l'anno prossimo. Bertilla, Infatti, si le tue dimentica figlie vanno a messa con una nonna così, con la mamma così? Ecco, lei sta facendo col dito, no, neanche... Questa sì, Ah, ma le altre vedi. due Cosa vuoi aggiungere, Bertilla, a quello che sta dicendo tua mamma? Niente. Cioè, che io sono così, quello che sento io non posso parlare per gli altri, io parlo per me. Sì. Io so che mia mamma mi ha educato in una certa maniera e questa certa maniera la porto avanti perché io sento che se non vado mi sento Male? Sì, sento che ho qualcosa che mi fa star male. E gli altri sono così, eppure lei li ha educati tutti alla stessa maniera, però poi è carattere, Sì, è vero, cioè non si quello, può... è vero. non si Sensibilità può- anche. Sì, Anche sì. credere o non credere, perché anche quello è importante, Certo. perché c'è chi crede e chi non crede, Certo. però il rispetto va dato a tutti, assolutamente. Soprattutto. Guardiamo il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Oggi è il giorno della memoria perché cade l'anniversario dell'apertura del campo di Auschwitz. Voglio raccontare due cose. Una è un giorno io avevo l'ufficio a Monaco di Baviera e trovandomi lì il fine settimana dico dove vado a fare un giro da solo, dico vado a vedere il campo di Dachau. E vado a Dachau, non avevo però le cartine, non c'erano i navigatori e ho chiesto a una signora, dico, voi siete di Lager, voi waren di Gefander, cioè dove c'erano i prigionieri? Questa mi guarda e dice, keine Lager, nessun lager qui. Sono andato avanti 500 metri e c'era sto lager che è il più grande di tutta la città. E questa cosa mi ha un po' toccato. Poi anche in questi giorni, come altri anni, ogni tanto si dice facciamo il giorno del ricordo, ricordiamo, no? La Shoah, i 6 milioni di ebrei che sono passati per il cammino e ogni tanto uno dice Madonna, questi ebrei ogni volta ci sono anche gli altri. Allora è vero, ci sono anche gli altri. Io non dimentico i 10 o forse 20 milioni di cinesi morti di fame durante la guerra, non dimentico i 23 milioni di russi morti durante la guerra, non dimentico neanche le cose patite dagli italiani, cominciando dalle foibe e finendo con l'esodo dalla Dalmazia e dall'Istria. Non dimentico i milioni di soldati di tutte le parti morti e non ci avevano voglia perché avevano tutti 20 anni. Però
però il fatto di sterminare dei popoli, perché non si trattava solo degli ebrei ma anche degli zingari, che forse fanno meno pubblicità perché hanno meno rappresentanza, è un fatto mostruoso. Cioè si teorizza a freddo che una etnia, che poi non è una etnia ma è un credo religioso, debba essere sterminata. Questa è una cosa, come si dice, mai successa, ovvero qualcuno è stato ammazzato, ci sono state delle stragi, ma avere pianificato e averne parlato tranquillamente e aver avuto degli impiegati di Stato che supinamente hanno detto io eseguivo l'ordine, è stata una cosa che mi ha fatto pensare. Bisogna pensarci, perché sono cose che sfuggono se non si sta attenti. Quelli che l'hanno passata sono molto preoccupati. Ho visto una volta una trasmissione televisiva in Germania sempre, dove si intervistavano dei tecnici della Volkswagen e dicevano ma voi, dice, durante la guerra avete fatto la guerra? No, dice, noi essendo progettisti stavamo al lavoro, insomma, no. E cosa avete fatto? Dice, automobili? No, dice, poche automobili, perché volevano dei camion che avessero il tubo di scappamento per dentro e che così con l'ossido di carbonio che doveva venirne tanto, dice, il carico morivano. Il carico, dico, e chi erano? Erano gli ebrei ovviamente. E però dice, è un problema perché fare un motore che faccia tanto ossido di carbonio ma che funzioni non è facile, perché rischia di intasarsi, di ingolfarsi. E il giornalista li incazzava, dice, ma voi sapevate cosa serviva? Sì, dice, una cosa terribile, volevano ammazzare gli ebrei, ma un altro dei problemi, dice, è che poi si ammassavano tutti da una parte e non si capiva perché. Poi l'abbiamo capito, andavano verso un buco che c'era la luce e allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo una lampadina in mezzo. Ora, certo ci sono i carnefici, quelli che ammazzano le persone, ma ci sono anche questi che dice io ho fatto il progettista. Cosa ho fatto? Ho fatto il progettista. Ora, quando succedono queste cose qua cominciano pian pianino, prima se la prendono con una categoria, poi con l'altra e poi il mondo va a scatafascio. Nella guerra hanno sofferto in tanti, io conosco un sacco di storie che riguardano anche la mia famiglia, di morti, di disastri, di disgrazie grandissime, però sono normali nelle guerre. Io sono pacifista perché in ogni guerra ci sono queste storie qua. In quell'altra guerra c'è stato questo fatto qui, la pianificazione dell'assassinio di un popolo, una cosa mai vista prima, nessuno ci aveva mai pensato. Cosa posso dire? Buongiorno della memoria, buongiorno della memoria. Allora, Giorgio Bellan, Sì. ha sentito Leopoldo Bottero, appunto, che ha ricordato in questa maniera questa giornata, cosa aggiunge? Aggiungo che dovrebbe essere una cosa che deve essere nella mente di tutti per tanto tempo, ovviamente, però, ripeto, è una cosa che piano piano, purtroppo, ripeto, purtroppo, svanisce un po' alla volta. Ripeto, perché i giovani oggi, specialmente i giovani, specialmente nelle scuole dovrebbero insegnare certe cose e invece o per paura di questo o per paura dell'altro, sai, i partiti ragionano tutti in una maniera diversa. Pertanto i responsabili dell'attività scolastica dovrebbero prendere le cose un po' più sul serio. Antonio? Questo. Ma io direi le stesse cose, perché in realtà la vita continua, non c'è altro da aggiungere in questo caso. Riflettere sì, però. Sì, rimane dentro di noi, si riflette queste cose. Dobbiamo riflettere, sì, non saprei cosa aggiungere. Penso che le immagini abbiano aggiunto e detto più di quanto noi possiamo dire. Bertilla, dopo aver sentito il punto di Leopoldo Bottero? No, io quello che sto pensando è che per fortuna almeno una volta ne stanno parlando, almeno una volta. È importante questa giornata della memoria, sì, dici tu. almeno perché se non ci fosse proprio più niente allora sì,
Però oggi almeno è ricordato, si parla, se ne parla, ne hanno parlato, fatto vedere anche per televisione, tanti filmati, tante cose. In questi giorni, anche ieri mi sembra che hanno fatto vedere, sì mi sembra. Sono 2 giornate per fortuna che si parla di questa giornata tanto. Della memoria. Annette, e tu? Secondo te è importante parlare, ricordare questa giornata? Deve andare avanti, dobbiamo ricordare la giornata della memoria? Certamente. Mai dimenticare? No. La storia va avanti. Come quella del 15-18. La ricordano ogni 10 anni. Da ricordare più spesso. Anche quella dovrei ricordare più spesso. E invece niente. Morta. Bene, allora noi sta finendo la prima parte, diamo la parola al cantante, a Mattia Czernetz. Con quale canzone chiudiamo la prima parte, Mattia? Questa parte la chiudiamo con la canzone Anche fragile di Elisa. A chi la dedichi? A me. Ecco, perché avete capito. Mi trovo molto in questa canzone, sì. Va bene, vai. Tienimi su quando sto per cadere, tu sediti qui, parlami ancora, se non ho parole io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, se quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami. Sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, però sono anche fragile. Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore, io ti porto un gelato che non puoi mangiare, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, non nasconderti con le battute, non mi allontanare, invece dimmi cosa ti andrebbe di fare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai, mai. Io ho un confine, non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso, non so come prendermi e mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io so disobbedire, questo lo sai bene, e piangiamo insieme che non piangi mai. Non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare, stiamo a vedere dove possiamo arrivare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai, 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 mai. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io ti porto un gelato che non puoi mangiare, e piangiamo insieme che non piangi mai.
Cernez, rigorosamente dal vivo, a tra pochissimo, non cambiate canale, rimanete con noi. A un passo dal possibile, a un passo da te, paura di decidere, paura di di tutto quello che non so, di tutto quello che non ho, eppure sentire nei fiori dall'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni in fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso di te. C'è un senso di te. Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni in fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso di te. C'è un senso di te. C'è un senso di te. Mattia Cernez, concorso Nastro d'Argento di Treviso. Io ringrazio Roberto Guidolin che è l'organizzatore e soprattutto Matteo Bisato che ci accompagnerà in questa lunga cavalcata di puntate del lunedì sera con questi bravissimi cantanti. Adesso devo anche salutare le new entry, nuova Barbara, eccola qua, Bellan, che è la nipote
di Giovanni Bellan, che è quella che ha scoperto la tomba di questo nonno, figlia di Giorgio, e vicino a lei una scrittrice, Patrizia Donà, con questo libro, è il 7° che scrive Patrizia per ricordare, perché la storia non va dimenticata. Apriremo la seconda parte, oltre con queste 2 nuove ospiti, anche con un'intervista, ma poi un collegamento struggente con un ex internato di 97 anni, che grazie al nostro Paolo Bottero faremo appunto questo collegamento e sentiremo dalla sua voce cosa ci dirà. Allora, intanto Barbara, grazie di essere qui, grazie anche a lei, Patrizia Donà, ma soprattutto Barbara, io ti devo fare i complimenti. Perché? Perché di fronte a un mondo giovane che sembra indifferente, che sembra insensibile, abbiamo sentito anche dalle parole di tuo papà e di tuo zio, io invece so che c'è un mondo diverso e tu ne sei la dimostrazione. Mentre loro si erano rassegnati, sarà su una fossa comune, tu hai detto no, io devo cercare questo nonno. Cosa hai provato? Quando hai visto le immagini, tu eri qui questa sera, cosa ti sei sentita? Tu hai detto avevo il pelo così lungo ce l'ho ancora e ce l'ha ancora adesso. Perché hai voluto assolutamente scoprire dov'era la tomba di tuo nonno? Cosa rappresentava per te questo nonno morto in guerra? Allora, rappresentava il desiderio di comporre un puzzle. Secondo me è molto importante che in qualche maniera riusciamo a trovare una connessione con le nostre radici, con la nostra casa, la nostra famiglia, dobbiamo capire chi siamo e è importantissimo sempre pensare al futuro, ma il passato ci appartiene, per cui in base a questo passato noi saremo anche delle persone migliori. E quindi adesso, che sono tra l'altro molto commossa, ho rivisto anche i filmati e mi sono sentita veramente contenta e ho fatto un regalo alla nostra famiglia, ma un regalo a mio papà e mio zio, che dopo tanti anni sono riusciti a trovare questa connessione che era una connessione proprio universale, qualcosa di più grande, qualcosa di unico che ci resta dentro. Secondo te, Barbara, il tempo, come dice Liliana Segre, cancellerà questi ricordi, questa storia, oppure sono riusciti a passare il testimone? Secondo me non la cancellerà, però abbiamo una grandissima responsabilità, perché, ripeto, io vivo nel futuro. È importantissimo anche per i giovani pensare tantissimo al futuro, ma ci sono determinati aspetti del passato che devono essere sempre ricordati e quindi non bisogna vivere nella tristezza, è importante questo, non possiamo pensare sempre alla tristezza, bisogna andare avanti e avere delle persone che sono per noi dei guru, qualcuno che ti insegna a ricordare correttamente ma a pensare al futuro. E nella testimonianza Patrizia Donà, scrittrice, che con questi libri che rimangono, che noi leggeremo, che studieremo a fondo per riflettere, fa ricordare la storia. Però prima di dare voce a Patrizia Donà, io direi di guardare questa intervista per capire dopo chi è Enrico Vanzini, ex internato, 97 anni. Si doveva buttare dentro i forni, che io ho lavorato 15 giorni in questi forni. Io andavo al mattino, all'ora che venivo fuori, che ho fatto le ore che mi davano 7-8 ore continuo a buttare su morti e buttarli dentro, e con l'odore che c'era e con il fuoco che faceva, era quasi, diciamo, non dico, ma sarà stato a quasi 200 gradi. No, e quindi avevo sempre la testa, il mal di testa. Pensavo che mi scoppiasse la testa e si doveva fare, e guai se non si faceva, perché era là la guardia che ci guardava e ogni tanto se non si faceva quel che diceva ci sparava, non è che diceva cosa fai o perché non fai. Allora, visto così, ci sparava. Quindi era una cosa un po', diciamo, che io, a dire la verità, mi sentivo un po' a disagio di queste cose, no? E dicevo sempre, ma signore, ma io un domani, no, come faccio a perdere tutte queste immagini che ho, che mi fanno vedere tutte queste, diciamo, soprusi che fanno contro di me? Ho detto, speriamo che passi presto e che dimentico subito tutto. Invece
dopo sposato sentivo ancora tutte queste, diciamo, queste cose mi venivano tutte ancora alla testa, perché è stato troppo un sacrificio di umano, diciamo, perché ho sofferto tanto sofferenze, patimenti, no, fame, di tutto, sete. Tante volte si andava dentro dove c'erano, come si chiama, dove c'erano le rocce, per poter prendere un po' d'acqua, vedete, per prendere un po' d'acqua perché non c'era acqua. Se si lavava, io mi sono lavato una volta in 7 mesi, perché non si poteva, eravamo appesi dalle bestie e così no, tutte le malattie non lavandosi, non fare un po' di cosa che era salute, no? Tutti li prendevi e duravano poco perché morivi. Tra la fame, la sete, i maltrattamenti e cose, erano poche persone che resistevano, veramente. E questa sera siamo in collegamento con Enrico Vanzini, che io mi onoro, sono veramente onorata di averlo questa sera in trasmissione, anche su un collegamento, sentire queste parole, questo ex internato accompagnato da Gabriele Roma che lo supporterà in questa intervista grazie al nostro, e lo ripeto, Paolo Bottero, che ha potuto arrivare a Maserà di Padova per sentire questa importante testimonianza. Buonasera, buonasera, grazie Enrico Vanzini, veramente grazie da parte di tutta la grande famiglia di Rete Veneta. Allora, la prima domanda che io vorrei farle è questa. Secondo lei, questi giovani vanno lasciati là in queste tombe all'estero o secondo lei dovrebbero essere portati a casa? No, portati a casa. Allora, ecco Enrico, buonasera signora Mirella. Buonasera. Grazie per questo collegamento, buonasera anche a te con tutti gli ospiti, con tutti gli ospiti che hai in studio. Siamo qui a Maserà di Padova, come hai correttamente giusto, perché stamattina eravamo all'incontro a Cartura con tutte le scuole secondarie per gli incontri che ormai Enrico, diciamo, continua a fare, non solo in Padova e provincia, ma anche nel Veneto. Pensa che domani mattina, Mirella, partiremo per Brescia, dove ci attendono diversi incontri e sarà davvero molto, molto interessante e molto importante. Ti posso dire che in questa giornata della memoria ovviamente l'attenzione è incredibilmente elevatissima, però Enrico Vanzini ormai da diversi anni incontra tutto il tempo dell'anno studenti universitari, le amministrazioni, per cui la sua testimonianza ormai è diventata di grande importanza, anche se, come ben sai, Mirella porta emozione, porta davvero uno stato d'animo perché queste orribili situazioni che lui ha vissuto, che lui in prima persona, e lo ripete sempre: io ero lì ragazzi, non sono venuto a raccontarvi una fiaba, ero lì e con le mie mani ho dovuto espletare compiti davvero ignobili, dove la dignità umana è stata calpestata nella maniera più nefasta possibile, e sicché, sai Mirella, Enrico è l'ultimo Sonderkommando italiano. Sonderkommando che cosa significa? Queste squadre di internati lì nel campo di sterminio di Dachau, che sotto la minaccia dei fucili mitragliatori delle SS dovevano praticamente portare fuori dalle camere a gas i corpi ormai gasati. C'era questa camera a gas che noi abbiamo visto con i nostri occhi, perché pensa Mirella che Enrico è ritornato a Dachau con 200 ragazzi di Tezze sul Brenta. Lui abita a Santa Croce Bigolina, Tezze sul Brenta è lì a 2 chilometri, per cui è stata una grande impresa, 200 ragazzi, 4 pullman, con una guida eccezionale. Lui
Lui che entrava in questo campo dopo 71 anni e ti dico, si ricordava esattamente tutto, tutto. Dove era la baracca, dove era la sua baracca, la numero 8, dove era l'infermeria, dove erano i comandi e ovviamente il suo compito, come ti dicevo Mirella, era quello di prendere questi corpi dalla camera a gas, portarli sul carrettino e poi accedere al forno crematorio. E naturalmente un compito brutto che le SS hanno voluto praticamente proprio per completare questa orribile situazione, affidare agli internati, dare diciamo ancora questa colpa bruttissima, perché ovviamente era orribile. E anche Enrico Vanzini come Sonderkommando avrebbe fatto la stessa fine, perché i tedeschi e la SS lo avrebbero ucciso affinché questa testimonianza non venisse fatta, e per cui ti lascio immaginare. Gabriele, scusami, Enrico, Gabriele. ovviamente adesso risponde alla tua domanda. Sì. Sì, dimmi. Allora Gabriele, Ti so sento, che Mirella. Vanzini risponderà alla mia domanda, ma io ne voglio fare un'altra, così poi mi risponde a tutte e due. Queste medaglie che anche oggi sono state consegnate ai familiari, servono o era meglio darle quando ancora questi superstiti erano in vita? È la seconda domanda che vorrei fare proprio a Enrico Vanzini, oltre a quella già fatta, se vorrebbe portare a casa queste sepolture. Sì. Ecco, Enrico, Mirella chiede diciamo queste medaglie che hai ricevuto, la medaglia d'onore dal presidente Giorgio Napolitano nel 2013, diciamo tu avresti fortemente anche rinunciato a questa medaglia pur che tanti corpi e tante vite si fossero salvate. L'hai ricevuta in virtù del tuo lavoro. Ecco, di pure a Mirella diciamo questo incontro che hai avuto anche col Presidente della Repubblica e ovviamente anche l'importanza di riportare a casa, noi sappiamo abbiamo il Tempio dell'Internato Ignoto a Padova, a Terra Negra, molto importante, dove attualmente stanno ritornando anche tanti soldati. Ricordiamo che Enrico Vanzini è un IMI, un internato militare italiano, per cui era un soldato. E spiega te Enrico, diciamo a questa domanda di Mirella, in proposito delle tue diciamo, medaglie, dei tuoi conferimenti. Sei la nostra forza, perché Gabriele ci vogliono dei secondi. Ma grazie. Grazie mille. Sei la nostra forza. Effettivamente, guarda, lui ha una forza incredibile. Credo, Mirella, che il suo, diciamo così, la sua energia sia assolutamente il risarcimento per tutto quello che ha patito e subito nel campo di sterminio di Dachau, per cui lui lo trasmette ai giovani, che sono la sua energia negli incontri, perché lui la gioventù, Mirella, non l'ha vissuta, l'ha sciupata lì dentro, l'ha persa lì dentro, sicché gli incontri con i giovani. Certo. Sappi che Enrico stamattina ha fatto un incontro, stasera ne abbiamo un'altra, è un pochino stanco, però cerco di agevolarti. Il mio compito è anche quello, Mirella, di agevolare Gabriele, anche voi, perché ringrazio Rete Veneta ovviamente per questo incontro. Enrico adesso ci dice appunto questi incontri con i ragazzi, ecco. Sì. A riguardo alle medaglie, questa medaglia mi è stata conferita dal Presidente della Repubblica. Sono andato, cioè mi ha mandato un telegramma dicendo che io sono stato meravigliato, dicendomi: guardi che io l'aspetto per dare l'onoranza a Roma. Al Quirinale. Io veramente ho pensato, ho detto, ma chissà cosa mi dirà, ero un po' turbato. No, e infatti io sono partito e sono andato. E là il Presidente mi ha veduto e mi ha chiamato e allora mi ha detto: ma lei Vanzini? Sì, no, sono io. Io sono molto onorato
che sei vivo, che sei qua, perché lo dava soltanto a chi è deceduto, si può dire, alle famiglie. No? E quindi mi ha detto, bene, questa è una medaglia che io devo darti. E me l'ha data, me l'ha puntata e mi ha detto, adesso andiamo nel camerino dove io ho il fotografo mio e mi ha fatto una foto che ce l'ho a casa proprio in quadro, perché è stata una cosa meravigliosa. Io non pensavo, avevo anche il tremarello, ho detto ma c'è il presidente qua vicino a me. E dopo mi ha detto anche, guardino, che è quasi mezzogiorno. Mi ha detto, se ha il piacere lo può venire a mangiare qua con tutti noi. E io ho detto, signor Presidente, l'avrei proprio un desiderio, ma però devo prendere il treno perché ho altre combinazioni di andare a parlare, di dare il mio contributo di questa testimonianza, e bisogna che vado perché devo arrivare a Padova. Allora mi ha detto, peccato no, bene, io non ti trattengo, adesso chiamo come si chiama? Il tassista, quello che è il suo tassista, e mi ha portato a cosa. Ma io ho pensato, ma è meglio un panino in treno perché in mezzo a questa ignoranza non ero capace neanche di mangiare. No? Vanzini, Ma però Vanzini. è stato molto gentile. Sì? Vorrebbe portare a casa, se fosse lei il Presidente della Repubblica, tutti questi ragazzi, secondo lei dovrebbero essere portati a casa? Sì. Assolutamente. Assolutamente sì. Ecco, e sa perché le ho fatto questa domanda? Perché vicino a me c'è la signora... Non c'era più. Ecco, appunto, c'è la signora Schiavinato Annite, che anche lei ha perso il marito, però anche lei è concorde nel dire che questi ragazzi, questi morti in guerra, questi giovani andrebbero portati a casa. Però qui abbiamo sentito varie voci. Perché Vanzini, secondo lei, sarebbe giusto portarli a casa? Perché Vanzini, secondo lei, sarebbe giusto portarli a casa? Perché a casa loro hanno i suoi familiari, hanno un'assistenza familiare, anche se al cimitero, e non solo, anche perché è giusto che tornino in patria, è giusto che anche loro abbiano, loro sono morti, ma però il cielo li aiuta, le famiglie sanno purtroppo, e anche almeno hanno una persona che gli è stata sempre a cuore, cioè un figlio, e quindi è una cosa molto bella che sino qua, che un domani vanno sulla tomba e chiedono, tu hai fatto il tuo dovere e hai lasciato la vita per la patria. Questo è il fatto, no? C'è un qualcosa che ci dà una presenza, vedete, nella famiglia, che ci dà un'onoranza in se stesse, no? Vedete, no? E invece se è così, che sono lontani, non sanno neanche forse dove si trovano, vedete, no? È una cosa molto, che io dico la verità, piango su di loro, perché ho visto tante tragedie, ho visto tante cose che mi sono rimaste dentro di me, e io sono molto, dispiaciuto che questi ragazzi hanno lasciato la vita. Purtroppo anch'io a momenti lasciavo la mia, perché là non c'era più né vita né religione, più niente. Vanzini, Mirella, volevo ai giovani aggiungere di che a oggi Padova cosa vorrebbe dire? Cosa vuole far capire? La storia, cosa dovrebbe insegnare? Ecco, scusami un attimo che riprendo la tua domanda. Sì. L'associazione ANEI, che è l'associazione nazionale ex internati, che si occupa
proprio di tutti coloro che hanno familiari che sono mancati in queste situazioni. E l'associazione ANEI, di cui naturalmente Enrico fa parte, aiuta tutte le famiglie per sia riportare i loro cari in patria e sia addirittura anche per fargli avere la medaglia alla memoria, purtroppo ahimè, però si attivano e ne stiamo portando veramente veramente tanti, per cui invita pure tranquillamente tutti coloro che hanno familiari, nonni, zii, parenti, di rivolgersi al Tempio dell'Internato Ignoto di Padova, dal presidente dell'associazione NEI, che è anche presidente del Tempio, per proprio aiutarli affinché i loro cari possano rientrare e tornare degnamente in Italia. A questi giovani cosa vuole dire? Che messaggio vuole lasciare questa sera, lanciare, e poi la lasciamo tranquillo perché l'ora ormai è tarda? Il tuo messaggio che vuoi lasciare ai giovani, dice Mirella, perché la voce ci arriva a filo, per cui devo supportarlo con il ripetere. Scusami Mirella, ti sto un attimo anche aiutando perché appunto si sente poco. Mirella chiede che cosa vuoi lasciare, che messaggio vuoi lasciare ai giovani che incontriamo tutti i giorni. Ma io ai giovani, il mio messaggio è un messaggio che cerco di dirgli: guardate ragazzi, io ho sofferto tanto, ho passato di quei momenti che non sapevo neanche se potevo prima di sera essere ancora vivo, perché là si alzava al mattino con la morte sulle spalle e si andava fino alla sera, non si sapeva mai. Ma ad ogni modo io dico: ragazzi, voi dovete soltanto pensare al vostro studio, che un domani è quello che vi darà la gioia, invece di avere quel senso di colpi e cosa, di essere leali, gentili, di amare la gente, perché io non ce l'ho neanche con quelli che mi hanno fatto del male, perché erano momenti quelli che non posso colpire, a dargli la colpa a tutti. Vedete che se potevano ci aiutavano, ma ad ogni modo voi che siete la nuova era dell'Italia, ho detto, pensate sempre a voi stessi, al vostro studio, ai vostri genitori che vi danno la possibilità di un giorno poter essere uomini di grande valore e che loro fanno sacrifici per farvi studiare. Non pensate mai alle guerre, pensate soltanto un avvenire di gioia e di poter un giorno dire: ho studiato, mi sono sacrificato sullo studio, ma sono arrivato alla meta. Vedete, questo è il fatto, ma tutto il resto non pensate mai né alle guerre né ai sacrifici che un domani potete avere se verranno. Quindi state bene a casa con i vostri genitori, siate gentili con la gente e un domani sarete molto contenti della vostra presenza e della presenza di chi vi vorrà bene. Grazie, un grandissimo abbraccio da tutti noi, ma veramente a Enrico Vanzini, ma grande, un bacio forte, grazie anche a Gabriele Roma che ha accompagnato questo servizio molto importante con queste parole struggenti. Grazie veramente, un abbraccio. Patrizia Donà, da dove iniziare? Dopo aver visto questo meraviglioso uomo che ha ancora la forza di combattere, di andare nelle scuole, di fare questi incontri. Avete sentito, domani mattina riparte per altri incontri. Lei con questi libri, qua ne facciamo vedere uno: Zero branco in guerra 1939-1945, eccolo qua, l'ultimo dei 7 libri che ha scritto appunto Patrizia Donà, alla ricerca delle vittime dimenticate, combattenti, sbandati, deportati e prigionieri della Seconda Guerra Mondiale. Prego Patrizia, cosa vuole dire intanto a Vanzini? Allora, io
vorrei fare una distinzione tra quello che è la storia del signor Vanzini e quella che è la deportazione militare ai campi da lavoro. E questo è un aspetto importante perché il signor Vanzini è stato in un campo di sterminio. Il campo di sterminio, la vita media all'interno di un campo di solito non arrivava oltre i 6 mesi. Questo perché non superavano i 6 mesi dal momento dell'internamento all'interno di un campo di sterminio. La vita era proprio finalizzata allo sterminio delle persone, mentre i campi da lavoro che i nostri soldati italiani sono stati deportati dopo l'8 settembre e avviati in Germania, a questi campi di lavoro i tedeschi non avevano nessuna intenzione di sterminarli, perché avevano bisogno della loro forza per sostenere la fanteria bellica e quindi la guerra. Effettuavano sì 12 ore di lavoro al giorno, mangiavano pochissimo, ma l'85% di questa deportazione militare verso i campi da lavoro è tornata viva. Mentre l'85% di chi è finito in un campo di sterminio è uscito dal camino. Questo credo che sia importante per capire anche la qualità della sofferenza che ha dovuto sopportare il signor Vanzini e quella sofferenza che ha vissuto mio nonno, che è stato deportato anche lui in Germania, e tutti, quasi la maggior parte dei nostri nonni, diciamo. Questo lavoro che ho fatto, questo ultimo libro, è volto a uno scopo preciso e credo che sia un lavoro che tutti i comuni dovrebbero avere all'interno della loro storia, perché i sindaci, che adesso sono giovani, hanno bisogno di avere una memoria storica per poter svolgere un 25 aprile e un 4 novembre. Ecco, la memoria è in mano alle associazioni che da molti anni, credo, giocano a farsi la guerra tra di loro. Ecco, credo invece alla serietà della storia. Credo che non abbiamo più bisogno di faziosità da parte di nessuna ala, che i partigiani contro piuttosto che gli ex deportati. Quando manca la comunicazione tra queste associazioni non si scrive più la storia, diventa un'altra guerra. Anche loro non fanno squadra, allora, non fanno Patrizia. squadra, bravissimo. E non facendo squadra non si aiutano i familiari, come nel caso di Barbara, perché io credo che i familiari hanno ancora bisogno di quel ponte verso l'Europa che si chiama cultura, che io cammino e vado a vedere la vera storia, quella che cercano i giovani, la storia culturale che mi accompagna al cimitero d'onore italiano in Germania a vedere, a trovare le radici familiari. Ecco. Io queste associazioni che si fanno la guerra l'una con l'altra e che non diventano un aiuto per il sindaco che ha un compito, una funzione importante ma che parte da Roma, lui ha una funzione, il 4 novembre, il 25 aprile deve andare davanti a un monumento a commemorare chi è che cosa, che non c'è un libro che parla di questa gente. Avete capito cosa sta raccontando questa sera? Questa scrittrice importante, con questi libri meravigliosi che ha scritto. Io sono vittima anch'io di questa cosa, perché mio nonno, prima della Barbara, è stato fucilato il 23 aprile del 1945 in Germania e per 60 anni la mia famiglia l'ha dato per disperso. Ecco, questo lo dobbiamo alle associazioni che non hanno svolto quel compito di aiutare i familiari. Quando io ho ritrovato mio nonno nel cimitero d'onore non di Amburgo ma di Berlino, la prima cosa che ho fatto è stata quella di pubblicare un libro che poi è diventato uno strumento d'aiuto per gli altri familiari che hanno deciso di rimpatriare come noi. Quindi io mi sono trovata a rimpatriarne 5 dal cimitero d'onore di Berlino. Li abbiamo e questo esumati. fa onore anche a te, scusa se te lo dico, ma questo fa onore anche a te. Allora guardiamo il prossimo servizio su un altro internato.
Si è spento nel sonno mercoledì sera accanto alla moglie Luigia, con cui era sposato da 70 anni. Lui, Giuseppe Uliana, di anni ne aveva 98, era uno degli ultimi internati ancora in vita. La sua storia, uno spaccato delle atrocità accadute durante il secondo conflitto mondiale. Ventenne si arruola e combatte in Grecia. Dopo l'8 settembre viene deportato in un campo di prigionia in Germania. Vi resta fino alla fine del conflitto. Era stata molto traumatica per certi aspetti, soprattutto sul fatto di come veniva trattato durante la guerra. È chiaro, era un deportato, quindi non trattato bene, però sempre molto fiero di quello che lui faceva con gli altri. Con il tempo diventa il leader, aiutando i compagni, come fece con un suo concittadino malato. Lui ha cercato sempre di consegnare quello che gli avanzava a questo suo amico, appunto, per salvarlo la vita, e difatti ogni volta che lo rincontrava lo ringraziava per appunto avergli salvato la vita. 2 giorni prima della fine del conflitto riesce a salvarsi grazie all'avvertimento di un maresciallo tedesco del campo di prigionia che lo chiama nel suo ufficio, episodio che Uliana raccontava sempre ai nipoti in tedesco. Joseph, come, e mio zio rispose quella volta, Warum? Il maresciallo ha detto, guarda, tipo in tedesco, Krieg fertig, e la guerra è finita. Giuseppe chiede se gli italiani verranno rilasciati, ma la risposta del maresciallo gli fa capire che deve fuggire e insieme ad un compagno riesce a farlo tra i campi scappando alla morte. Dal 25 aprile Giuseppe Uliana tornerà in Italia solo a metà agosto, sopravvivendo grazie alle patate raccolte lungo il tragitto. Quando l'allora fidanzata lo vede arrivare in sella alla bicicletta, fatica a riconoscerlo. Quando l'ha visto in una situazione veramente disastrosa, era coi capelli un po' lunghi e con questa barba, tutto magro. Uliana, che dopo la prigionia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, non ha mai voluto dimenticare gli anni della deportazione, raccontando fiero la sua storia. Lui ha sempre raccontato anche con il sorriso e con grande disponibilità questa sua esperienza che gli ha segnato tutta la vita. Ogni volta che me lo raccontava guardavo il film della sua vita e quindi ti rimane per sempre segnato comunque quello che raccontava. Una forza che ha contraddistinto la sua vita, affrontata sempre con il sorriso. Ogni foto che abbiamo sua ha il sorriso e ha questi occhi azzurri che splendono e quindi ho un bellissimo ricordo di lui. Ecco, queste nipoti che ricordano queste meravigliose figure che hanno vissuto con loro all'interno di queste splendide famiglie, perché se questa ragazza parla così, con questo sorriso, qualche valore la famiglia gliel'ha trasmesso, sia i genitori che questi nonni stupendi. Barbara, io ti vedo perplessa, nel senso che avresti mai immaginato una serata così, no, di ritrovare dei valori, delle esperienze, ma soprattutto di riflettere sul dopo, su quello che succederà dopo. Cosa ti porterai a casa questa sera dopo questo vissuto che hai provato con questo nonno che finalmente è stato riconosciuto su questa tomba, e grazie a te, come ha detto tuo papà e tuo zio, siamo riusciti a questo? Ma intanto si è aperto un nuovo libro, ci sono delle pagine bianche da riscrivere, ecco, proprio collegandomi al fatto che sono seduta vicino ad una scrittrice e quindi è vero, abbiamo dei capitoli nuovi e quindi questo mi aiuta molto anche a sentire molta solidarietà, nel senso storie simili, persone che hanno sofferto veramente tantissimo. E il discorso che facciamo anche prima del ricordare, di mantenere la memoria viva, accesa, lo confermo ancora di più dopo questa bellissima serata, perché bisogna assolutamente ricordarci quello che c'è stato, trasmettere anche ai giovani e con un occhio di speranza e soprattutto una gran gioia di vivere. Certo. Una grande gioia di vivere e una bellissima accettazione di questo presente che viene sempre molto criticato, però mi sembra che siamo tanto fortunati rispetto a un passato che non si può descrivere. Patrizia Donà, e lei invece con questi giovani dove lei ha contatto, dove scrive anche questi libri per loro, perché il futuro sono loro, a loro dobbiamo passare il testimone. Cosa vuole dire? Chi sono questi giovani? Come vivono secondo lei come sensibilità e come conoscenza della storia i nostri giovani? Io credo che i giovani vadano aiutati a capire che hanno tutti gli strumenti per poterla scrivere questa storia. I giovani non devono correre avanti lasciando alle spalle il passato, devono volgere lo sguardo verso il passato, raccogliere diciamo, la saggezza di queste persone e poterla
poi sperimentare. Questo è verso questi monumenti, rispettando, camminando, hanno tutti gli strumenti per poter fare meglio di noi e anche per questo passaggio generazionale della memoria avviene se i giovani si voltano verso le spalle, verso il passato, se invece corrono avanti perdono tutto. Patrizia Donnà, io perché questa sera, come vedete, prima avevo 4 donne, adesso una è uscita, ha lasciato il posto a un altro con una storia struggente, questo ragazzo che è venuto da noi a chiedere aiuto. Come mai le donne sono così poco ricordate? E sì, le donne, quando questi uomini sono andati al fronte, sono entrate nelle fabbriche, pensiamo a come hanno combattuto anche loro una guerra e poi dopo la guerra ne hanno combattuto un'altra perché sono rimaste sole con 3, 4, 5 figli, eppure non si sono piante addosso, si sono rimboccate le maniche e sono andate avanti, hanno fatto crescere i figli nella povertà però con la schiena retta, con dei bravi uomini che poi sono diventati dei bravi padri che hanno cercato di insegnare ai loro figli proprio la retta via. Perché sono così poco nominate queste donne che hanno patito, sofferto e anche sono morte per salvare gli altri? Beh, questo credo dipenda molto da noi, cioè non è che le donne sono più silenziose, di solito lavorano, hanno quella parte virtuosa che è molto più silenziosa rispetto magari alla parte della guerra. Se noi parliamo della guerra ci immaginiamo l'uomo che parte, va al fronte e muore. Dietro le quinte però poi chi ha cresciuto questi figli diciamo di queste guerre sono state prima di tutto le madri, insomma, quindi io ho la mamma mia che è rimasta orfana del suo papà, quindi ho capito benissimo che mia nonna ha fatto Ma allora, uno tutte sforzo. queste associazioni, Patrizia, che lei diceva prima, anche queste associazioni di donne, perché non vogliono ricordare in maniera anche un po' più forte, anche con qualche medaglia in più anche a loro, queste figure femminili? Oggi vorremmo risparmiare quella parte difficile ai nostri figli, e invece no, perché se noi vogliamo diventare saggezza nella vita, dobbiamo soffrire, dobbiamo vivere il bello e anche il brutto, e allora si fa saggezza. Se invece io ai miei figli voglio in qualche modo sottrarli da quella sofferenza che io stessa, mia nonna o quelli prima di me hanno vissuto, non si può diventare saggi. La saggezza è fatta del bello e del brutto in tutte le esperienze della vita, insomma. E il bello e il brutto è qua anche questa sera, con una storia struggente, la storia di questo ragazzo, Alessandro Rugari, 26 anni, viene dal Vicentino perché è solo. Ha un bambino piccolissimo, non lavora, la compagna non lavora, non sa più da che parte battere la porta. Ma non solo, questo ragazzo non mangia più, non crede più in niente. Sono riuscita ed è stato accompagnato da un signore molto gentile. La prima cosa che mi ha detto è: non ti devi vergognare di questo, fallo mangiare qualcosa perché non mangia più. Allora, io non so cosa sta succedendo. Adesso mi metterò in contatto col suo sindaco, visto che sono i nostri ragazzi, i nostri uomini, visto che una parte della politica dice prima i nostri, allora mi devono dare delle risposte, perché questi ragazzi non possono arrivare ai Veneti Schiacciati, a Rete Veneta, dalla Mirella, che ha il coraggio di farveli vedere, a voi sindaci, che chiudete la porta di fronte a situazioni drammatiche, a voi che avete il coraggio, qualcuno di voi, di dire prima i nostri. Questi sono i nostri. Questo ragazzo è qua. È andato in cerca dappertutto di lavoro, ve lo dirà lui. Tutte le porte chiuse, nessuno ha chiamato e nessuno ha risposto. Prego Alessandro, cosa vuoi dire? Non ti preoccupare, tranquillo, perché tremava come una foglia prima. Cosa vuoi dire questa sera? Che appello vuoi fare, Alessandro? Poche parole, sai, non servono tante parole. Niente, che qualcuno mi dà una mano con il lavoro. Dicono che non avete voglia di far niente, che non è vero che il lavoro non c'è, siete voi che non lo cercate abbastanza. Cosa vuoi dire a queste persone? Non è vero, perché io sono andato in agenzia e le agenzie ti rispondono sempre con calma, oppure non ti rispondono, oppure ti faremo sapere, finché mai una volta una risposta di dire ti va bene questo lavoro, perché io non è che cerco un lavoro specifico, a me qualsiasi lavoro mi va bene. Cosa vuol dire
avere un bambino piccolissimo, anche se io oggi ho tirato le orecchie, perché ho detto ragazzi non potete però mettere al mondo queste creature che poi devono sopportare dei pesi enormi e delle ingiustizie enormi, perché sono loro, perché loro possono rimboccarsi le maniche. Queste piccole creature sono indifese, sono fragili. Poi con questi genitori pensate voi che noi naturalmente andremo a aiutare dopo aver parlato con questo sindaco e con i servizi sociali per capire perché questi arrivano dalla Mirella e da Rete Venta. Guardiamo l'assegno di questa settimana. Ecco il furgone che sta arrivando, il volontario è andato a prendere Claudia, che è stata dimessa dopo un mese di degenza, che era a pezzi. Ecco Claudia, ciao, ben arrivata. Ciao. Come va? Bene. Sono contenta. Vieni. Allora, Claudia è arrivata dall'ospedale dopo un mese perché, come ripeto, era a pezzi, e adesso assieme a lei faremo un percorso per cercare di inserirla sia nel lavoro, una vita più dignitosa. Vieni. Siamo arrivati del Banco Solidale, dove era arrivata Claudia. Siamo andati a prenderla a Verona. Claudia è rimasta ricoverata per un mese, era a pezzi. Claudia naturalmente non ve la faremo vedere per una questione di privacy, perché Claudia ha molti problemi, specialmente di salute, però la stiamo mettendo in piedi grazie al vostro aiuto. Adesso andremo a prendere le chiavi dell'appartamento che le è stato assegnato, doverosamente, perché se lo meritava, perché è un'emergenza assoluta, l'emergenza di Claudia. Claudia viveva su un magazzino e perciò adesso noi con il vostro aiuto, come ripeto, tenteremo di rimetterla in piedi. Poi dovrà vedersela lei, perché noi arriveremo fin là. Ci sarà l'aiuto anche dei servizi sociali. Allora Claudia, cosa vuoi dire a questa grande famiglia di Rete Veneta che sta tentando veramente di farti capire quanto importante è l'aiuto e lei te lo sta dando? Allora, tanto per cominciare, io di questa grande famiglia conosco solo te, Mirella, e ti sarò riconoscente per sempre, perché hai fatto tanto, ma tanto per me. Non è questione di riconoscenza, Claudia, è che noi dobbiamo cercare di far capire che se una persona tocca il fondo, però quando la guardi negli occhi e capisci che la puoi recuperare, va recuperata. Io ti ho seguito, ho cercato di fare anche un percorso con te e ho capito che ce la stavi veramente mettendo tutta per riuscire a uscire da questo tunnel o da questo pozzo che non riuscivi a risalire. E grazie, ripeto, a questa grande famiglia e anche, dobbiamo dire, anche al direttore generale Francesco Benazzi, che è intervenuto in trasmissione quando sei venuta da noi ai Veneti Schiacciati telefonicamente e ha detto che ti sarebbe stato vicino, e questo è stato molto importante perché eri veramente a pezzi. Allora, come ti senti adesso, Claudia? Sono stata un mese ricoverata e avevo una brutta depressione. Adesso sto meglio e poi con te, Mirella, che mi hai aiutato moltissimo. Finalmente avrò il mio appartamento dove potrò ricominciare, diciamo, a vivere. E questo è un inizio di buon anno per me. Claudia è anche senza denti, perciò dobbiamo riuscire anche a fare questo perché è ancora giovane, è giusto che anche lei abbia la sua dignità e anche la sua salute, perché mangiare bene è molto importante. Pensate come trovo io queste donne veramente a pezzi, avete sentito, non finiremo mai di dire che queste donne vanno aiutate, noi ce la stiamo veramente mettendo tutta. Allora Claudia, questo è l'assegno della grande famiglia, perché le spese adesso sono tante, perché devi rimetterti in pista e non hai niente, e perciò noi crediamo in te, speriamo, noi ce la mettiamo tutta. Tu ti rimboccherai le maniche e poi vedremo dove arriveremo. Cosa vuoi dire per salutare questa grande famiglia? Che non finirò mai di ringraziarti, Mirella. Veramente no, dirti grazie è poco, non trovo le parole giuste, ma non finirò mai di ringraziarti. Sei stata l'unica persona che mi ha aperto un portone, posso dire.
perché io ho chiesto aiuto a tante persone, ma nessuno ha mai fatto niente per me. Sei stata l'unica. Allora, non sono io, è tutta la grande famiglia, è logico che Claudia si rivolge a me perché conosce solo me, però è un ringraziamento proprio rivolto a voi. Se sentite questa pronuncia di Claudia un po' particolare, perché Claudia è di origini francesi, è nata in Francia, da una parte di genitori, diciamo, ma è praticamente da piccola è arrivata in Italia ed è sempre vissuta in Italia. Perciò noi ti diciamo un in bocca al lupo, vieni qua che ti do un grande abbraccio e vedrai che ce la faremo. Allora, perché ho fatto vedere questo servizio? Perché Alessandro è nella stessa situazione, però non devi demordere, devi rimboccarti le maniche, io ti starò a fianco, te l'ho promesso oggi, ma non quanto per te, per questo piccolissimo che non ha nessuna colpa, che va aiutato, assolutamente, perciò questa settimana io verrò da te e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana. Io vedevo la scrittrice Barbara e anche perché ho messo vicino a te questo giovanotto? Perché ha un bambino piccolo e lui lo deve crescere bene con la sua compagna. Cosa vuoi dire? A questo voglio dire che preghi e che si raccomandi al Signore. Ecco, che si raccomanda al Signore, chissà che lui si è raccomandato, infatti arriva qua. Allora, è lei scrittrice cosa voglio importante, dire? cosa vuole dire Alessandro per tirarlo su di morale? Allora, intanto devi aiutarti, devi tirare fuori un po' di grinta perché non sei più da solo. Quella vita che hai messo al mondo è una responsabilità, è un senso del dovere che deve crescere dentro di te con verso quel bambino. Cioè non è un bambolotto, è un bambino, quindi quello dovrebbe darti la spinta la mattina di bussare le porte e dire e perché non mangi più? Se non mangi più vuol dire che le forze non ti arrivano, invece devi mangiare perché c'hai una bocca in più da sfamare. Vedi, tesoro. anche la nonna ti sta dicendo che devi mangiare assolutamente. Devi mangiare perché quelle forze ti servono per bussare le porte e chiedere lavoro e se tu ti dimostri forte gli altri ti tendono la mano, se tu ti dimostri debole. Aiutati prima, ricordati che si chiama orgoglio, si chiama dignità, si chiama senso di responsabilità, si chiama muovere un passo del dovere prima del diritto di esistere. Io ho un dovere di esistere per me e per mio figlio. Barbara, cosa vuoi dire? Alessandro, anche tu? Ecco, soprattutto di non mollare e di crederci veramente e quindi anche se arrivi al punto più basso, comunque c'è sempre una fiammella, c'è sempre la luce e la luce più grande ce l'hai con tuo figlio. Nessuno di noi è solo. E noi la luce la vediamo tutte le settimane con il Banco Solidale. È arrivato il camion da Verona, oggi è martedì, ecco, stanno scaricando la merce, gli alimentari, come vedete. Vediamo qua cosa c'è. Allora, qui abbiamo pasta, biscotti, qui mi sembra di vedere legumi, pasta ancora, sempre naturalmente dolci, yogurt, cheesecake, limone, tiramisù. Qui è arrivato del pane, riso ancora e carne, ecco, scatolette di carne. Qui abbiamo cereali, abbiamo dei succhi, farina, pelati come vedete, legumi. Come vedete questa è roba che è arrivata questa mattina, sia alimentari che prodotti per la casa, guardate quanta roba è arrivata, veramente tanta. E anche di qua devo ringraziare anche Francesco e sua moglie che anche loro hanno portato di tutto e di più. Poi ringraziamo Luca, casa del contachilometri,
Qui, guardate, sono arrivati ancora panettoni. È arrivato un po' di tutto. Veramente un po' di tutto. Francesco ha portato pasta, caffè, sughi, un po' di tutto. Vedete quanto buona è la gente, solidarietà, questa sì è solidarietà. Qui continuano a portare giocattoli, cose per bambini, per la scuola, un po' di tutto, come ogni martedì che c'è ricevimento merce. Allora, ringraziamo anche Giuliano e Natalina da Silea, nonno Paolo che veramente ci porta di tutto e di più, è anche un vigile dei bambini. E poi ringraziamo tantissimo anche Scomparin, che anche questa settimana ha portato del radicchio buonissimo, che adesso il nostro Galliano volontario lo sta tirando fuori per preparare per domani, da distribuire. Eccolo qua. Qui dal Banco di Verona avete visto è arrivato di tutto, e così domani, anche domani, ci sarà una bella borsa. Noi faremo l'aggiunta anche del pollo, abbiamo il pollo domani, perciò ognuno sceglierà o la carne in scatola, il pollo, o il tonno, quello che vorrà, e la frutta, la verdura, quello che c'è. Distribuiremo i prodotti per i bambini, gli omogenizzati, i pannolini, un po' di tutto. Guardate che arance bellissime. Proprio veramente è arrivato questa mattina un po' di tutto. Grazie, grazie ancora. E anche questa settimana il grazie da parte di Mirella. È arrivata una busta che io apro in diretta, è ancora sigillata, speriamo che a me vada bene perché è talmente sigillate. Sapete che io vi faccio vedere tutto, vediamo chi è. Poi questa la leggerò domani mattina a Sveglia Veneti e guardate dentro, sono 50 euro. Ecco, cara, 100.000 Mirelle, cara il mio bene, ce ne sono, sai, non sono solo sola, ricordati, ce ne sono tantissime che fanno quello che fa la Mirella. Io ho la fortuna di avere le telecamere, però un abbraccio grande lo do a tutte le Mirelle, che sono veramente tantissime, che in silenzio aiutano tutte le persone in difficoltà. Alessandro, mi raccomando, grinta, noi ci siamo, sei arrivato. Quando sei arrivato qua vuol dire che già l'aiuto arriva in automatico. Mi devi promettere di mangiare, devi pensare a questo piccolo, come si chiama? Francesco. Ecco, vedete, anche un nome bellissimo, e Francesco. queste parole lasciano un segno nella Mirella e anche nella grande famiglia, perché anche questa settimana dovremo metterci in pista ed aiutare. Con queste parole io vi saluto, passo la parola al nostro cantante bravissimo, Mattia Cernez, un cognome, la poesia per me. Con Allora, quale canzone chiudiamo la puntata? Prima di chiudere però vorrei ringraziare voi tutti quanti per avermi ospitato, e vorrei anche ringraziare il concorso Fiore d'Argento a cui partecipo. Ci saranno le semifinali ad aprile, e vorrei salutare anche Roberto Guidolini che è il direttore di questo concorso. E allora io ti dico una cosa, vieni a dare un bellissimo bacio a questa meravigliosa nonna, perché dovete imparare a baciare questi nonni, a stringerli forti, chi ha la fortuna di avere. Posso? Allora questo bacio spero sia il bacio di tanti ragazzi che questa sera, se hanno i nonni vicini, devono assolutamente dare. Sono fortunato che ho ancora la nonna viva. Avete capito? È già Come l'ha giovane. baciata. Ma baci la nonna? Quando vado in Croazia sì, sempre. La baci? Sì, madonna. Ah, ecco. Bene, allora vai con la canzone e chiudiamo la puntata. Qualcosa che somiglia a te, solo per te. Io cambierò pelle,
senza di te. Come la neve non sa coprire tutta la città. Come la notte non faccio rumore se cado per te. Come la neve non sa coprire tutta la città. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Se cado è per te. È per te. Se cado è per te. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. E senza rumore noi consegniamo i 50 euro a questo ragazzo che faccia la spesa, che mangiate qualcosa e noi ci vediamo la prossima settimana. Sindaco, domani mattina arrivo. Ciao.